Il ritardo di oltre 2 ore è arrivato in prefettura ad Agrigento il ministro Cancellieri per incontrare i sindaci, i sindacati e la Chiesa dopo la marcia degli indignati svoltasi recentemente ad Agrigento, organizzata dal cartello sociale con in testa Don Mario Sorce, che hanno rivendicato il totale abbandono delle vie di comunicazione nella nostra provincia, le strade, i viadotti, i ponti, tutto quanto che da anni vede opere e strutture viarie totalmente abbandonate a se stesse. Oggi in prefettura anche il responsabile dell'ANAS, ingegnere Meli, azienda che si occupa della manutenzione delle principali arterie stradali. Il ministro Cancellieri ha preso a cuore il problema, ha dichiarato ai tanti sindaci presenti in prefettura che ogni mese ci sarà un incontro per relazionare sullo stato delle cose. Chiedo infatti al prefetto l'opportunità e avere pazienza. Da oggi ci relazioneremo quotidianamente ed evitare lamentele quotidiane sulla stampa. Dobbiamo insieme lavorare per fornire risultati in un territorio prontamente su ogni cantiere che presenterà problematiche in modo da intervenire subito. Quindi l'intervento dei sindaci della nostra provincia che hanno esposto le problematiche viarie del proprio comune e sollecitato Cancellieri a dare risposte immediate. Quindi Don Mario Sorce, che ha preso la parola per comunicare la proposta di costituire un tavolo tecnico alla presenza di esponenti del Genio Civile, dell'assessorato ai trasporti e di qualche sindaco. L'ingegnere Melli dell'ANAS ha ribadito che l'azienda statale sarà sempre a fianco dei sindaci per dare le risposte che interessano la nostra provincia. Praticamente a scrivere anche delle date in maniera tale che vediamo di poterle rispettare una per una. Dopodiché, per i singoli interventi, quelli più piccoli, la Mare Monti, della quale chiaramente già abbiamo cominciato ad affrontare la questione e della quale vi devo dire che personalmente ne ho compreso, non la conoscevo, ma nell'incontro che abbiamo avuto a Roma ne ho compreso l'assoluta necessità. Quella strada si deve fare perché completa, ma soprattutto darà anche una importanza maggiore alle viabilità che avete qui in questa provincia. Quindi su questo c'è un impegno specifico anche da parte di. E allora mancano soltanto i punti dei comuni, quindi lì si deve andare a fare questa situazione, per cui ora vedo di sentire i due, il commissario del comune Casteltermine e il sindaco di Campofranco, per riuscire ad avere queste cose il più breve tempo possibile. Però è chiaro che anche voi, comuni limitrofi, sindaci, fategli una telefonata a sto vostro collega